un film semplice, non è un film che tutti possono capire, ma io non voglio che lo capiscano tutti, non voglio che piaccia a tutti. Come diceva qualcun altro, se piacesse a tutti, ma proprio a tutti, ne sarei veramente preoccupato. Allora, ovviamente secondo me qualunque artista, quindi sia un pittore, sia uno scrittore, sia un cineasta, parte da qualcuno, cioè vuole imitare qualcuno, secondo me. Questa è una mia opinione, poi non lo so. Però imitare, cioè io copio fondamentalmente, a me piace copiare, però siccome copio male i registi che mi piacciono, allora viene qualcosa di completamente diverso. Cioè io cerco sempre di imitare, per esempio, per Insaia io ho cercato di imitare La strada di Fellini, poi l'ho imitata male, cioè l'ho copiata male, poi è andata in una direzione diversa, però io sono partito da quel film. Cioè io voglio fare che cosa? La strada, voglio fare questo film. Cioè c'è Gelsomina che è la protagonista della strada del film di Fellini e invece Gelsomina del mio film è Stefano De Fenu. Mentre Zampanò, che è il coprotagonista della strada di Fellini, per me è Pietro Pittaris. Ovviamente poi quando uno si mette lì cioè, è impossibile che io, non è che io voglio rifare la strada, cioè c'è Zampanò che spezza le catene col petto, no, io voglio cercare di avvicinarmi a quel tipo di dinamica, a quel tipo di personaggi. Però non è che voglio fare il remake della strada, lo voglio semplicemente imitare, mi sto ispirando e così via. Per Sagrascia, per esempio, che è il lungometraggio che dovrà uscire, speriamo dopo l'estate o se va, diciamo, se va più male dopo Natale prossimo, eh, volevo imitare vari film. Cioè, a un certo punto volevo imitare Uccellacci e Uccellini di Pasolini, per cui ci sono dentro delle situazioni, anche dal punto di vista grafico, dal punto di vista dell'inquadratura. Eh, poi volevo imitare la struttura di Mulholland Drive. Poi volevo andare su una favola o volevo andare su Tim Burton, su una situazione alla Tim Burton. Per cui è venuto questo pastrocchio di roba che adesso non lo so, io non lo, adesso lo stiamo ancora montando, stiamo facendo delle versioni diverse di montaggio, però piano piano stiamo riuscendo a costruire una storia molto forte, secondo me, perché poi non sono io a doverlo dire, ma è chi guarda il film. Io non sono uno spettatore abbastanza, cioè la mia non è una visione oggettiva, per cui non sono io che devo giudicare il mio film. Io cerco sempre di fare di, di fare al massimo delle mie possibilità il mio lavoro e basta. Poi se il film va bene o va male, questo dipende da tantissime cose, dipende dal momento, dipende da un po' di fortuna, dipende da tantissime cose. Ci sono grandissimi film che non sono stati considerati per niente dal momento in cui sono stati realizzati, sono stati considerati anche 50 anni dopo, anche 20, 30 anni dopo, per cui io non... La riuscita o no del film per quanto riguarda la distribuzione, per quanto riguarda il pubblico, se lo apprezza o no, riguarda più la mia situazione economica, ma non riguarda l'arte in generale. Riguarda più il fatto che io riesca a viverci con una cosa piuttosto che non viverci. Però non riguarda l'arte, quello è un fatto economico per me. E anche magari sì, un fatto di soddisfazione. Se il film piace, ti dà soddisfazione, perché no? Non è vero che uno fa le cose solo per sé, se no farebbe vedere a suo zio, a suo cugino e basta. Non mi piacciono i film dove viene spiegato tutto, dove è tutto chiarissimo, dove... Però questo riguarda sia il cinema classico americano, eh, in un certo senso, anche se la sceneggiatura è perfetta, comunque a me piacciono sempre quei film che mi lasciano un po' di spazio anche a me, cioè che lasciano un po' di spazio anche allo spettatore.
Per cui anche un film classico, che cosa ne so, come può essere un film recente che a me è piaciuto molto, per esempio, che è Gran Torino, per esempio, di Clint Eastwood. Secondo me è un film dove c'è è un film classico americano, forse Clint Eastwood è il più grande regista vivente del cinema hollywoodiano classico. Però comunque è un film che lascia molto spazio allo spettatore. Al contrario, uno dei miei registi preferiti, per esempio David Lynch, in Mulholland Drive fa un sacco di domande, cerca di darti una risposta, ti dà una risposta che è quella sbagliata, poi te ne dà un'altra che è di nuovo sbagliata. Però il film non è noioso, per esempio come potrebbe essere l'ultimo film, che è Inland Empire. Quello lì fa, cioè, dopo un po' non si capisce più niente e quindi è anche noioso, risulta anche noioso come film. Il prossimo film sarà girato tutto a Sassari. Adesso sto scrivendo la sceneggiatura e, e niente, non posso dire tanto, posso dire soltanto che sarà un film che parla di ragazzi come posso essere io, di gente che non sa che cosa fare dalla mattina alla sera anche, come possono essere anche i miei amici, un film molto, molto personale che racconta anche molto di Sassari, ma non a livello folcloristico, a me non piace il folklore, non mi piacciono gli stereotipi, voglio cercare di raccontare Sassari attraverso anche una visione surreale, cioè che non significa discostarsi dalla realtà, ma significa vedere la realtà in un certo modo, attraverso i sogni, attraverso i desideri dei personaggi. Abbiamo finito? Ok.